ci posso credere. Stiamo entrando nelle fornaci di Quartu Sant'Elena. Vai, let's go! Ecco qua, siamo arrivati. Le fornaci di Quartu Sant'Elena. Questo è il cancello e questo è l'edificio dove andavano a lavorare quelli degli anni 80. Allora, fornaci di Laterizzi, Picci. L'ex fornaci sono un complesso di edifici di interesse archeologico, industriale, siti nella città di Quartu Sant'Elena, di via Brigata Sassari. La storia parla del 1868 a Quartu Sant'Elena. 1878. Aspetta, sì, 878, che vecchio! Le fornaci di Quartu Sant'Elena. Ciao ragazzi, sono Andrew Pepper, esploratore di Misteri Sardegna. Stiamo entrando dentro il reparto delle fornaci di Quartu. Guardate, che bello! Aspetta, fai chiudere il cellulare. Se noi entriamo qui dentro dobbiamo sbucarci. Guardate questo albero misterioso, grigio. E un giorno diventerà tutto pieno di fiori perché tornerà la primavera. Sono qui proprio di fronte alla strada principale dove porta a Quartucciu e quindi dobbiamo esplorare questo posto misterioso. Andiamo! Forza! Ok, stiamo entrando ragazzi. Mi sono messo per sicurezza il caschetto perché se qui ci sono delle cose che crollano sono bello protetto. Andiamo ragazzi, andiamo a esplorare, let's go! Siamo entrati dentro ragazzi, siamo entrati dentro. Qui ci vanno tutti i ragazzi della Riders. Oh, guardate. Vabbè, guardate questo bel passaggio, guardate. Un sacco di edifici. Chi c'è questo qua? Chi è questo qua? Andiamo subito a intervistarlo. Ciao, chi sei tu? Qual è il tuo nome? Ciao, come ti chiami? Sono Andrew Pepper, esploratore di Misteri Sardegna. Guarda che c'è la telecamera che si sta completamente distruggendo. Perché si sta distruggendo? Perché ormai è già vecchiotta. Ok, fatto, a posto. Quindi, stavo dicendo, chi sei? Se hai notato, sono un demone. Ah, sei un demone. Ecco perché. Come mai sei qui? Perché io appartengo di un ragazzo che mi ha creato, che mi ha disegnato. Ah, ecco, avete visto? Questo demone è stato disegnato da una persona. Però, caspita, ti ha disegnato veramente bene, sei realistico. Però non sono fatto disegnato del tutto. Però questo ragazzo non mi ha più continuato. Ah, capito. Comunque ti lascio che devo sperimentare queste fornaci e quindi è molto, molto grande quel posto. Sì, vai Andrew, tranquillo. Ah, mi conosci già? Sì. Va bene, ti saluto, ciao. Questa ragazza è stata tagliata in due. Povera ragazza, come l'hanno disegnata. E guardate questo, tutto distrutto, vedete come è crollato il soffitto. Qui quando c'è stato le alluvioni, le tempeste di vento che ha fatto. Guardate qui altri graffiti. Questo l'ha fatto Work Spray. L'ha fatto. Però comunque sono molto bravi questi graffitatori. Comunque, guardate, un bel passaggio. Incredibile.
Chi c'è? Posso? Entriamo qui dentro. E che cosa possiamo trovare? Che cosa c'è qui dentro? Oh, che schifo. E cos'è questo? Cos'è? Una valvola. Una valvola che servirà, non so, io queste cose non me ne intendo. Ci vuole uno che ha studiato le cose sulle fornaci. Anche questa è una valvola, guardate. Incredibile. Scusate, ma devo sistemare bene questa telecamera che è messa male. Eccoci qua. Allora, qui cosa c'è? Una specie di ferro spinato, un filo di un ferro. Vedete, tutte queste valvole ci sono, forse servirebbero quando facevano i lavori. Adesso noi passiamo indietro perché se continuiamo ad andare avanti è sempre lo stesso e non ha senso. Quindi dobbiamo ancora continuare la nostra sperimentazione. Andiamo subito a scoprire. Ecco qua. Guardate. È incredibile. Che bello. Che bello. Guardate tutte queste. Il soffitto come è fatto. Tutta di ferriate. Guardate qui. Vedete com'era il soffitto? Era tutto coperto di legna. Tutto fatto di legno. Questo crolla, col tempo. Guardate tutte le cose che servono per reggere il soffitto. Guardate. Le scale che sembra questa una piscina. Sembra una piscina questo. Le persone scendevano da qui. Poi qui cosa c'è? Hattic. Questo è molto bello. Questo è molto bello. È fatto nel 2016. Questo è un bel colore. L'ha fatto Kark. Io non mi guarda, non riesco a pronunciarli. Guarda questa zebra! La zebra hanno disegnato. Che bella! Questa zebra. Comunque guardate, questi graffitatori questi writers sono veramente molto bravi a disegnare. Una volta ero anch'io un writer quando ero più piccolo, adesso non lo faccio più perché non c'ho voglia. Guardate questo. Ehi, ciao Andrew, come stai? Tutto bene? Ah, ciao. Come va tu? Tutto bene? Sì, io tutto bene. Io mi sto sempre facendo sempre più bella. Ah, bene. Ma tu chi sei? Sei negativa o positiva? No, tranquilla, sono positiva. Mi hanno disegnato per essere più bella. Ah, ecco. Dai, sono contento. Adesso ti saluto che sono molto di fretta. Se no, arrivo tardi. Ah, va bene, vai, Andrew. Ciao. Allora, vediamo poco a poco altri disegni. Guarda quanti disegni ci sono. E questo qua chi è? Tu chi sei? Ciao Andrew. Ah, anche tu mi conosci? Ma certo che ti conosco. Sei l'investigatore Andrew Pepe della Sardegna. Non più sono un investigatore, ho cambiato nome. Mi chiamo Andrew Pepe, l'esploratore di Misteri Sardegna. Ah, ecco. Dove stai andando? Non lo vedi? Sto esplorando le fornaci. Ah, ecco, per quello. Vai a esplorare, Andrew. Hai tante cose da fare.
Sì, grazie. Visto? È stato gentile. Andiamo. Guarda questo. Eh, guardate, tutti i graffiti. Sì, è un reparto di graffiti per ragazzi. Guardate, qui ci dovevo venire io, nel 2008, quando venivo a scrittare. Guardate, qui sicuramente i skatatori vengono qui a usare lo skate. Vedete, qui usano il coso per fare le rampe. Ho pensato che siano queste le rampe, e queste sono le rampe. Vedete, le rampe. Però qui con lo skate si fanno molto male perché qui è tutto bagnato e mi sembra che i ragazzi qui non potranno venire perché se lo skate si bagna e poi scivolano e poi crepano. Guardate che cosa hanno anche creato. Questa cunetta dove loro possono salire, possono saltare e scendere, giusto pronto per farsi male, perché qui c'è anche dell'acqua. Una sedia bagnata, una paletta. Ecco qua, questa è una bella rampa. La rampa, guardate. Guardate, vedete come è fatto? Vedi, lo salgono qui e fanno una specie di... come posso spiegarvelo? Fanno tipo quella cosa che c'è sulla neve, il snowboard, uguale, però usano lo skate, lo skateboard. Poi cosa c'è di bello? Guardate, lì ci sono altri passaggi, poi potremmo andare là dentro, però dobbiamo stare molto attenti perché mi hanno detto che qui c'è gente un po' strana e quindi dobbiamo stare molto attenti. Qui c'è molto buio. Che cosa vedete ragazzi là dentro? Cosa vedete? Chi c'è? Poi ditemi tutto ragazzi che cosa avete visto perché là dentro non riesco ad entrare perché c'è una zona molto buia. Un carrello. Sì, vedi, tutto... Sì, l'hanno tappato, una grotta! Una grotta che l'hanno tappato! Si passava qui sotto! Si passava, peccato! Vediamo un po' dove possiamo entrare, vediamo un po' là dentro. Una valigia con un rasoio degli anni 80 e anche questa Braum con una valigia da drogato. Guardate, altri posti edifici. Andiamo a vedere cosa c'è qua. Andiamo a scoprire tutto qua ragazzi, tutto. Allora, guardate, vedete, questa è la centrale è come si chiama? Non mi ricordo il nome, il reparto dove c'è l'energia elettrica, non mi ricordo più il nome. Aiutatemi ragazzi, scrivete nei commenti tutte le cose che io non mi viene in mente, perché così la prossima volta saprò che cosa è.
la cabina elettrica, una centrale elettrica, una cosa del genere. Guardate, tutto distrutto, tutto sgretolato, guardate, quante volte qui. Sì, vedete, incredibile. Oh, cosa ha fatto io? Chi ha fatto? Ha fatto Orbo Cen. Ma io guarda, non si capisce che come scrivono questi ragazzi, questi graffiti, guarda, non si capisce niente. Una mazza. Che c'è qui dentro? La benzina. Guarda, qui è una ciabatta da zombo, una donna zomba, una zomba. Ah, i denti di Dracula, qualcuno ha perso qui. I denti di Dracula. Chi c'è qui dentro? Dracula! Hai perso la tua dentiera, Dracula! Tranquillo! Se la vuoi riprendere qui, con te Dracula! Ok, guardate! Questa cosa sta per cadere! Fra un paio di giorni questa cosa caderà! Devo stare molto attenti, ma tanto io non mi farò mai del male, perché ho il casco! Guardate, pieno di questi piccioni! Che bellini! Cosa ci sarà qui dentro? Ah, beh, un vestito sgretolato, tutto sbudellato. Poi qui c'è, ecco, vedete, una grondaia. Guardate questa grondaia è tutta distrutta. È mitico questo posto. Una grotta! Una grotta! Guardate, è tutto con tutti i vestiti sbudellati. Non ci posso credere, guardate che schifo! Che schifo, guardate, no! Che schifo! Questa è un'altra bomboletta, una bomboletta, tutta drogata. Poi qui cosa c'è? Cosa posso trovare di bello? Guardate, un'altra specie di pozzo, che non è proprio un pozzo, però guardate, sono tutti, guarda, tutti edifici, il reparto dei fornacci, guardate. Un pezzo dell'amianto, quello è pericoloso. Guardate, tutto crollato, tutto crollato. Comunque adesso facciamo massimo silenzio perché dobbiamo stare qui, perché stiamo entrando nella zona che forse qui ci potrebbe essere gente strana, capito? Dobbiamo stare molto attenti, e quindi massimo silenzio. Shhh. Stiamo andando dentro la vegetazione, ragazzi. Dentro la vegetazione della palude. Guardate, siamo tutti attorno alle fornaci. Incredibile.
Adesso noi possiamo passare dall'altra parte e andiamo subito a fare il rischio. C'è una grotta, una specie di passaggio, un curicolo molto, molto stretto. Ah no, non è chiuso. No, questa cosa qui, ci sono anche dei giocattoli qui ci sono, è un po' un misto, guardate. Ragazzi, adesso voi controllate che cosa c'è qua, controllate voi. Tutte queste cose distrutte, le cose che sono state crollate dal cielo, dal soffitto. Che cosa c'è di altro? Ah, altre cose da zombo, altre scarpe, ciabatte. Qui c'è un birillo, delle palline di Natale. Guardate quante cose c'è, una macchinina color verde, color della natura. Che cosa c'è di bello? Nient'altro. Tanto io controllerò mentre lavorerò i video, però voi commentate, se avete qualcosa di strano, commentate tutto ragazzi. Perché adesso vi ricordo una cosa ragazzi. Chi era fan di Matteo Montesi, che Matteo purtroppo non potrà più fare video di esplorazioni, sarò io la sua sostituzione e quindi potete contare su di me che io posso esplorare tutti i luoghi abbandonati, però purtroppo se non mi chiamano e non mi portano anche a sperimentare in Italia tutti i luoghi, non potrò andarci perché io purtroppo non ho un lavoro, non ho soldi in tasca e quindi non potrò andare a esplorare. E quindi aiutatemi ragazzi, mi farebbe molto piacere, ok? Adesso andiamo, continuiamo. Guardate, vedi? Questo serve per reggere la ferriata. Guardate che vecchio. Tutto vecchio ragazzi, questo è 1782. Che vecchio. Guardate che bello. Guarda qui come l'hanno tutto. Guardate quanti zombie! Quante scarpe da zombie! Guardate! Non ci posso credere. Una bambola assassina! Guardate! Ehi, ciao Andrew Pepper, come stai? Tutto bene? Diavolaccio! Sparisci! Retro! Rattana! Perché mi stai trattando male, Andrew Pepper? Io ti tratto come voglio, perché di fronte a me a fianco a me c'ho Gesù Cristo con Dio, San Michele Arcangelo. Guarda bene che cosa ho portato insieme con me, diavolaccio. Guardate, San Michele Arcangelo, lui mi starà vicino e mi proteggerà. E vedrei che cosa ti faremo. Che non ho più voce ragazzi, non ho più voce.
Comunque, vuoi sapere una cosa? Qui tutti questi zombie sono tutti morti, tutti da me. Diavolaccio! Ok, l'ho mandato via il diavolo. Quella era un diavolo, ragazzi. Era la bambola posseduta dal diavolo, ragazzi. Comunque, guarda che schifo. Guarda che schifo. Chi è questa qua? Chi è? Un'altra bambola. Un'altra bambola, però questa è un'anziana. Ci posso credere. C'è un problema io, ragazzi. Avete notato che la mia voce molte volte sparisce? Non so perché. Sta sparendo la mia voce, ragazzi. E quindi ho paura che dovrò, prima di iniziare la mia sperimentazione, la devo un po' riscaldare. Riscaldare la voce devo. Con le vocali. Ciao piccione. Ciao Andrew, come stai? Bene, bene, tu come stai, piccolina? Aspetta che ti filmo, piccola. Come stai? Sì, tutto bene. Come mai sei qui, Andrew? Aspetta che c'è lo zoom che sta impazzendo. Ecco, aspetta. Ecco, così ti vedo meglio. Io tutto bene. E tu vivi qua insieme con la tua famiglia? Sì, io qui vivo sempre da anni, ormai e questo posto è stato tutto ripulito, hai notato? Sì, certo. Indovina, no? Non ho più trovato quelle strane siringhe che vedo sempre. Sì, è stato tutto pulito perché ormai adesso questo posto è stato tutto controllato. Tu tranquillo, vai a esplorare, finisci la tua sperimentazione, Andrew. Sì, grazie piccola. Dai, saluta a tutta la tua famiglia. Va bene, tranquillo. Questo è il tuo reparto, il numero 6? 6? Eccolo qua. Ci mancherebbe, il numero del diavolo. Comunque dai, ti lascio, piccolina. Tranquillo, vai Andrew. Ciao. Allora, un altro pozzo. Cosa vedete? Ditemi voi. Aspetta, si nuda. Non ci arriva perché non posso inchinarmi che è tutto zozzo. Reparto numero 2 delle fornaci. Perché a quanto è grande siamo arrivati nel reparto numero 2. Guardate. Incredibile, guardate, tutto distrutto. Questa è una missione misteriosissima, ragazzi. Le fornaci. I vecchi cassonetti degli anni 90 e degli anni 80. Ecco dove li hanno messi i cassonetti. Ci avvicineremo. Guardate. Chi c'è qui dentro? Isabella. Chi c'è qui dentro?
I bagni, guardate, tutti i bagni. Chi ci sarà cagato qui dentro? Guardate, tutte le librerie degli anni 80. Non ci posso credere. Le scale. Oh. Che corridoio misterioso! Non ci posso credere. Non ci posso credere, che corridoio. Magari forse qui ci sarà. Ci sarà qualche presenza. Qualche presenza ci sarà. Controlliamo. Guardate ragazzi, guardate che cosa ho qui. Guardate. Per vedere se ci sono presenze. C'è qualcuno qui dentro? Rispondete. Sono Andrew Pepe, l'esploratore di Misteri Sardegna. C'è qualche presenza di fantasmi qui dentro? Parla ora. Forza, parla. Batti un colpo. Ok, allora. C'è un segnale lì. C'è qualche fantasma forse qui, ragazzi. Sei qui, fantasma? Tutti spaccati. Che posto veramente inquietante. Che posto veramente inquietante, ragazzi. Guardate. Chimento. Rebecca. Sento Milano. Che bella donna. Guardate, delle foto degli adesivi, forse di qualche ragazzina che piace gli animali. Guardate. Infatti qui presenza ancora niente. Una finestra degli anni 80. Poi cosa c'è di altro? Si sente qui che c'è molto freddo e quindi si sentono delle presenze. Un materasso, una porta degli anni 80. Posso entrare qui dentro? Posso? Non c'è nessuno. Vabbè. Comunque andiamo subito a esplorare dall'altra parte, che ho trovato una grotta. Andiamo subito. Let's go. Allora, guardate. Che bello. Esatto. Ragazzi, andiamo direttamente alla grotta, andiamo direttamente ragazzi. Forza, andiamo alla grotta. Vai. Ora è iniziato il momento, ragazzi, che siamo entrando dentro la grotta delle fornaci. Ci sarà veramente qualcosa di veramente molto misterioso. Quindi accendiamo la pila e andiamo subito a vedere. Vedete, io sono entrato dentro questa casa, questo ufficio dove lavoravano quelli delle fornaci. Adesso noi entriamo dentro la grotta delle fornaci. Eccola qua. Guardate, reparto
grotta numero 1. La grotta numero 1. Che si direbbe ogni grotta, ogni tana ci vive un demone. I demoni giganti. Che sarebbe il primo è Beelzebub, o come si dice. Il secondo è Caino. Il secondo demone, il Caino. Poi Adamo e l'ultimo Lucifero, Satana. Questo c'è Beelzebub. Beelzebub, sto entrando qui dentro. C'è una fila. Guardate, che mistero! Che mistero! Guardate! La forma veramente di una grotta. Guardate che mistero! Chi c'è qui dentro? Chi c'è? Lucifero! Vedete? Ogni stanza ci vive uno spirito maligno. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Guardate. Rispondete. Battete un colpo, spiriti maligni. Tanto qui vicino a me. Lo sapete chi c'è? C'è San Michele Arcangelo. Il principe guerriero celeste a servizio del Signore. Rispondi. Guardate. Guarda che cosa ci sta qui sotto. Guardate, è tutto distrutto. Mi sono dimenticato, sapete che cosa, ragazzi? La lanterna mi sono dimenticato, la lanterna, ma c'è un problema, la lanterna si sta guastando, perché non vale niente, non ci posso credere. Comunque guardate questa forma di ancora, guardate, forma, proprio tondeggiato, una galleria, non ci posso credere. Chi ci sarà qui sotto, in mezzo alla vegetazione della grotta? Guardate, l'altra parte dell'edificio. Guardate, c'è tutto pieno di cespaglie. Qui, sai che cosa succede, ragazzi? Se qui ci buttiamo una sigaretta sbudellata, qui incendia tutto. Devono assolutamente pulire qui. Guardate quanto è lungo questo tunnel, questa grotta. Non ci posso credere, guardate. E da qui si esce. Ecco qua. La fine del reparto delle fornaci. E qui ci sono i cassonetti degli anni 80. Guardate, pipiste. Beh, cosa significa? Le scale di Reagan, dell'esorcista. Non manca mai, ragazzi. Non manca mai le scale dell'esorcista, però l'hanno chiuso con delle ferriate. Andiamo a vedere i cassonetti. Mi avete mancato. Non sono più i cassonetti, adesso c'è tutto una strana. Cosa c'è? Guardate, tutto. Mi state mancando cassonetti sotto casa mia. E pensare che un giorno ce la fare questa puzza de merda. Come si dice? D'immondizia. Ogni volta passava sotto casa il camion dell'immondezza. Ero molto appassionato io da bambino. Adesso non passano più.
Non ci posso credere, però meglio così, perché ogni volta che passava il camion mondezza si sentiva la puzza di queste spazzatura che non finiva mai. Comunque, cosa c'è qui dentro? Cosa c'è dentro qui dentro con questo pozzo di Samara? Samara, sei qui dentro, Samara! Ah, stai mangiando delle patate! Sono buone le patate, Samara? Rispondi! Fatti vedere! Aspetta poco che infilo questo, così Samara un po' potrebbe poter guardare verso l'obiettivo. Samara, fatti vedere! Niente da fare. Siamo arrivati dall'altra parte. Ecco, vedete? Siamo dall'altra parte, siamo arrivati. E qui c'è la parte finale, la chiusura della grotta. Oh, sì, finisce qui, ragazzi, finisce tutto qui. Perfetto. Abbiamo finito la missione, grazie Dio, grazie San Michele Arcangelo. Anche questa volta sono riuscito a finire questa bellissima sperimentazione. Grazie Dio, grazie che hai fatto visitare queste fornaci e quindi è stato divertente. Guardate la chiusura, guardate, è incredibile. Che bello, sono contento. Ragazzi, spero che questa produzione vi sia piaciuta. Mettete un bellissimo like se volete che visiti dei luoghi come questi. Fatemi sapere, mandatemi un bel messaggio in Facebook, anche sotto i commenti delle iscrizioni, per dirmi se vi piacciono. Magari vi posso anche pure portare, o se no partecipate insieme con me, mi farebbe piacere. Ok ragazzi, allora ci vediamo alla prossima produzione. Iscrivetevi nel mio canale Andrew Pepper, esploratore di misteri Sardegna, sul canale di YouTube, e ci vediamo alla prossima produzione, ragazzi. Io vi saluto dalle fornaci di Quarto Sant'Elena e ci vediamo alla prossima produzione. Ciao ragazzi, alla prossima, ciao, let's go!